Al via la quinta corsa dall'Arcoveggio, una categoria BC, sono 7 dietro l'autostart, 1 Una Bella Gar, 2 All Mail, 3 Toscarella, 4 Arnold Cup, 5 Zefiro Dete, 6 Vortice d'Amore, in seconda linea 7 Zinco Top, proprio Zinco Top il più appoggiato, rientrante dalla Svezia con Alessandro Gocciadoro, alternativa principale Toscarella. Macchina che accelera e stacca, veloci in partenza, Arnold Cup e Zefiro Dete, poi Una Bella Gar lungo la corda, conquista la testa Arnold Cup, insiste però all'esterno Zefiro Dete, attacca e si avvantaggia per passare a condurre in meno di 200 metri. Partenza velocissima di Zefiro Dete che completa i 200 in 14,2 e guida nei confronti di Arnold Cup, quindi Una Bella Gar, mentre all'esterno la progressione di Zinco Top. 400 in 29,8 per Zefiro Dete, Zinco Top si profila all'esterno dopo 500 metri di gara, si trascina Toscarella, la corda rimane Arnold Cup, poi Una Bella Gara, ancora Vortice d'Amore che lascia in coda All Mail. Se ne sono andati i primi 600 metri di gara con la situazione tattica che vede in vantaggio Zefiro Dete, all'esterno Zinco Top, lungo la corda Arnold Cup, a largo anche Toscarella, 800 in 58,6 con situazione invariata. Si formano pariglie all'esterno della coppia di testa, Zefiro e Zinco, Arnold Cup e Toscarella. L'errore improvviso di Zefiro Dete dopo un chilometro in 1:13,6 e così è Zinco Top che si porta a condurre e a 500 dalla conclusione è inseguito da Toscarella. Lungo la corda c'è ancora Una Bella Gara in terza posizione dietro ad Arnold Cup. Intanto ci prova Toscarella su Zinco Top. Anche Vortice d'Amore prova ad inserirsi, retta d'arrivo con Zinco Top e Toscarella, Toscarella che insiste, Zinco Top che si difende, Toscarella che si avvantaggia nel finale, attaccata da Vortice d'Amore sul traguardo. Toscarella vince nei confronti di Vortice d'Amore che probabilmente piega Zinco Top. 1,56,5, ufficiale 1,12,5 con 29 a chiudere la vittoria, il ritorno alla vittoria per Toscarella, con Vincenzo Pisquoglio dell'Annunziata in sediolo. Segue tutta strada Zinco Top che rientra comunque bene, se la fa di fuori per oltre 1 chilometro. Sul traguardo Toscarella emerge e controlla il finale di Vortice d'Amore che piega a sua volta a fil di palo Zinco Top. 3,6,7 l'arrivo per questa quinta corsa dall'Arcoveggio, il successo per Toscarella e Vincenzo Pisquoglio dell'Annunziata. Il training è quello di Ettore Vairani.